Euroregione News. 48esimo Festival Internazionale del Folklore. Dopo l'apertura degli eventi ad Aviano, il festival ha visto la manifestazione svolgersi nella più spettacolare location della regione, Villa Manin a Passariano di Codroipo. A Codroipo ho incontrato il presidente delle Proloco del Friuli Venezia Giulia, Walter Prezzarini, e il sindaco della città di Codroipo, Fabio Marchetti. Lo scopo di questa manifestazione è quello di costruire ponti verso altre culture, verso altre nazioni, verso altri popoli. Ci portano soprattutto la loro amicizia. Sarà una serata straordinaria, un evento particolare, sono le serate delle stelle cadenti, ma questa sera a Villa Manin le stelle brilleranno sul palco con questi straordinari gruppi. La 48esima edizione del Festival del Folklore Internazionale non è cosa. Io praticamente ho saltato qualche edizione per motivi personali di salute, ma non me ne sono persa nessuna perché è veramente uno spettacolo da vedere. La gratuità dell'evento, la cornice di Villa Manin e anche il tempo fanno tutto il resto e faranno sì che questo giustamente sottolineato ponte tra le varie culture, tra i vari popoli diventi oggi una metafora e non solo una serata di divertimento. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.